Dati in chiaroscuro quelli dell'Osservatorio Economia e Territorio condotto dal Centro Studi Sintesi per CNA Veneto sull'andamento dell'economia nella nostra regione nel primo trimestre del 2023 e le previsioni per il prossimo trimestre. Il PIL dovrebbe crescere del 2% rispetto al 2019, dichiarando quindi conclusa la pandemia. Quello che preoccupa però sono i dati dei consumi che secondo le previsioni restano al palo con una crescita dello 0,7%. Le piccole e micro imprese che noi rappresentiamo operano per gran parte nel mercato interno e quindi la riduzione dei consumi comporta minori possibilità di lavoro, minori possibilità di incidere sul mercato. Sulla frenata dei consumi incide fortemente l'inflazione, tornata a crescere anche ad aprile, con tassi che riportano agli anni 70. Necessario l'intervento del governo. Auspichiamo quindi che la politica del governo, in linea con le nostre richieste, possa incrementare il potere d'acquisto delle famiglie, agendo ad esempio sul cuneo fiscale, agendo come è stato fatto sul decreto lavoro, trovando altri interventi che possano andare incontro alle esigenze delle famiglie. Innovazione e formazione restano per gli artigiani il motore per crescere. È necessario però che il governo continui a sostenere le piccole e medie imprese. Serve un accompagnamento importante perché comunque la competizione nei confronti dei nostri principali competitor, che sono le regioni europee, che crescono con dinamiche molto più ampie delle nostre, è necessario accompagnarla soprattutto nei temi del digitale e della transizione energetica ed ambientale.